Benvenuti al ricettario di Donna Prassede. Biscotti alla marmittona. Per questa fantastica ricetta occorrono 80 kg di logor. Successivamente accendete un fuoco a zomecat. Poche molliche di lardo di colonnata, 25 kg di stucco grana fine, ammischiare il tutto ed ecco finalmente aggiungere un pizzico di logor, ottenendo quell'effetto CO2 tanto agognato. Recuperare una qualsiasi pattana di cambio e lavarla con aceto di mele. Successivamente ribaltare il tutto sulla pattana, ottenendo una melma vischiosa. Che potrà riprodurre varie forme dal... Tutturu, oppure un pongo gigante. Ma l'importante è aggiungere 4 kg di gesso. E tiracommo, e tiratando, e tiradoppo, potremmo ottenere 8560 metri lineari di lana di roccia. Incredibile, ma successivamente imbustare e distribuire ai picciotti, pronti per lo spaccio. Che bello. E arriva finalmente il momento di assaggiare il prodotto. Alle prossime ricette. Grazie. E benvenuti al Meteo.it. Al mattino a prostata cielo sereno su tutta la regione, con temperature miti che variano dai 17 gradi agli 87 centigradi. Tutto in regola, diciamo, ma verso mezzogiorno arrivano i fenici. Durante il pomeriggio l'invasione si fa più concreta, con l'alleanza brabaricina che risponde al fuoco con bombe e papassini duri dell'anno scorso, costringendo gli invasori a una disastrosa ritirata. Al sero invece l'arrivo di Giulio Cesare che varcando il cedrino e indicando Dorgali pronuncia le profetiche parole Alea iacta est. Dal canto loro i dorgalesi rispondono lapidari e Ghetachela. Questo programma è stato offerto da... Ehi, morto e gana, cioè. Beh, giochiamo a cartas. Pompiami in cara che non era sta cosa. A ti scasa a terra. Pronto sei? A canone. Giù ne menemmo. Pesua. Caleste. Oh, bravissimo. Pare che ti chiedo bene. Il supratto. Biscostaste cra un pre. Fino a scumpri. Ambre!